Aspetta, allora, vediamo quello vecchio. Prova, 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 prova. Si sente? Si sente qualcosa?
Buonasera a tutti, vi diamo il benvenuto qui dal Palantenore, Da William. e da Fabio, da Buonasera Casante- a tutti. ok. 4 ottobre, Coppa Veneto, seconda giornata, vero Fabio? Seconda giornata. Giochiamo contro? Urban Volley. Urban Volley di Milano. Milano. Oggi è San Francesco, vero? Francesco, auguri a tutti. Quindi auguri. Francesco, Francesca, Franco, Bene, auguri a tutti. Franca. Siamo ai saluti, vero amico Fabio? Squadre Squadre in stanno campo. per entrare in campo. Tanto pubblico anche questa sera qui all'Arcella, Palantenore. Casa Iuri, vero? Non Casa l'ho neanche Iuri. visto. E andiamo. E no. E c'è Adesso devo dire tante robe, perché siamo subito col microfono. Chiara che... Ringrazio tutti i genitori che ci aiutano per questa diretta. Grazie Chiara, grazie Nicola, papà Nicola, grazie a tutti. E il supporto tecnico. Certo, supporto tecnico, anche Paolo, che ringraziamo. Sta per iniziare la partita, questa è Coppa Veneto, seconda giornata. Ricordo che l'Urban Volley milita in Serie C, vero Fabio? Sì, è una bella squadra. Bellissima Oggi squadra. sarà impegnativa. Ci sarà da soffrire. Impegnativa. Siamo pronti. Ma prima di iniziare, amico Fabio, dobbiamo fare i complimenti alla nazionale italiana. Mamma mia. Lunedì, racconto questo piccolo aneddoto. Vai Fabio. Ero a mezzanotte all'aeroporto di Verona. Eh. Stavo andando a prendere una persona che doveva venire in ditta da noi. E entro in aeroporto, chi ti vedo? Micheletto che esce dall'aeroporto. Già Cioè, tornati? stava tornando lunedì sera. Che bello. Stava tornando così all'improvviso. Che emozioni. Gli ho battuto il 5, gli ho detto Che complimenti emozioni. e lui mi ha contraccambiato, ma non ho avuto la forza di dire facciamoci una Che foto. bello, che bell'incontro, Tutto Fabio. all'improvviso, proprio veramente. Bello. Come hanno scritto sui social, l'Italia da domenica è fondata Oh. sul lavoro e sulla pallavolo. E sulla pallavolo. Campioni del mondo maschile, campionesse del mondo femminile. Siamo entrati nella storia, vero? L'Italia comanda. Perfetto. La pallavolo si chiama Italia. Certo, Sestetto iniziale. partiamo. Vai Fabio. Al palleggio Luca Compieta, opposto Matteo Ruggero, bande Elia Tescaro e Zaramella, Zaramella Tommaso, centrali Kevin Cimemeluk e Sebastian Ferrero. libero Gianmarco Pesce, vai Gianni. Tutto pronto. Partirà il servizio all'Urban Volley. Sì. Tutto pronto, si parte. Buon divertimento. Vai Fabio. Oggi abbiamo... L'arbitro sta per fischiare, si parte. Urban Volley al servizio. Nuovo vincente Urban Volley. non c'è stata reazione per recuperare questa palla che effettivamente è Primo punto per la squadra ospite. stata E andiamo. quasi- l'abbiamo fatta cadere, ecco. E andiamo. Occhio alla ricezione. Esatto. Testa, cuore, grinta, determinazione. Forza, Non ragazzi. si molla mai. Forza ragazzi. DNA bianco-nero. Bravo Luca. Grande attacco! Bell'attacco di Ruggero Matteo. Ruggero Matteo. Mi consentano. B52. Ah, ecco, il suo vecchio nome. È tornato, è qui con noi. Grazie a Robert, grazie a Morris per il soprannome. E andiamo. Luca con piede in battuta. Vai Luca. Non passa l'attacco.
Palla fuori, tocca l'asta. Secondo punto per la Chiane Padova Under 17. Forza ragazzi, siamo con voi, vero amico Fabio? Oggi pomeriggio ti sei preparato? Abbiamo studiato. Abbiamo studiato un po'. Palla corta. Attacco vincente. Dell'Urban di Furbizia. Lungolinea vincente. E siamo in perfetta parità. C'è una palla corta. Si gioca ancora. Grande attacco, una grande difesa dell'Urban Volley. Free ball. Pronti ragazzi? Non va l'attacco da seconda linea. Punto Urban Volley, ma va bene Comunque così. va bene. Bene. Oggi ci hanno portato anche i microfoni nuovi. Veramente. Grazie, grazie. Che succede? Ah. Non si può fare velo. Ah no? Velo sopra, Ah. sopra la testa. Nuova regola, sì. Ah, non sapevo. Cioè, si può così, ma non sopra così. Ah. Ok, Scusate, non sapevo questa nuova regola. ricezione perfetta. Gioca ancora. Oh, ancora una grande difesa Urban Volley. Si gioca ancora. Ancora grande attacco! Ruggero Matteo! Fuori fuori. Di 52 c'è. Non si molla I ragazzi. ragazzi urlano usato. Hanno usato il muro avversario per fare il punto. Al servizio. Zaramella, Vai Tommaso. detto Zara. Ha studiato papà, ha studiato. Attacco Urban. Difesa Azione. perfetta. Grande attacco, grande difesa Urban. Grande difesa Urban. Ah, questa volta ci hanno usato loro. Questa volta Attacco vincente Urban Volley. punteggio di 4-3 per Urban. Amico Paolo dice che il livello si sta alzando. Il livello di gioco e anche il ritmo. Grande difesa ancora Urban Volley. Difesa ancora. Grande attacco! Elia Testero. Grande Elia! Mm. Andiamo ragazzi, siamo qui con voi. Vai Sebastian. Sebastian Vai Ferrero. Sebastian. Sebastian Ferrero al servizio. Buonasera a tutti. Ciao, è arrivata anche la Sara. Salutiamo. Battuta di Sebastian. Ricezione. Esce l'attacco Urban. No, secondo me è dentro infatti. Tocco. C'è tocco. Credo anche Paolo, visto bene come l'arbitro, c'è tocco. Urban Volley in vantaggio, vero amico Fabio? 5-4. Perfetto. Ringraziamo mamma Chiara per... Sì, perché Esce la battuta Urban Volley e siamo in parità. Grazie Chiara per tenere il punteggio online. aggiornato. Certo, sempre precisa e veloce. Corrispondente, esatto, E andiamo. al punteggio indicato nel Matteo tabellone. Ruggero al servizio. Vai Matteo, dai 9 metri. Esce la palla di poco ed è punto Urban Volley. Svirgolata, diciamo così, E svirgolata. andiamo. Occhio alla ricezione ragazzi.
Fuori. E c'è attacco Urban Volley. Tocco. Olla. C'è tocco. C'è tocco, c'è l'inganno. Sì. Tocco a muro. L'arbitro ha visto bene. Punto per la squadra ospite. Ci conferma il Forza, nostro amico ragazzi. Paolo che è stato toccato. Grazie amico Paolo. Si gioca ancora. Grande attacco. Di seconda, ma non è avuto successo. Non passa l'attacco Urban Volley. Bene, E ci siamo. bene. E andiamo. Testa, cuore, grinta, determinazione. Non si molla mai. Andiamo. Elia Tescaro al servizio, numero 44. Vai Elia dai 9 metri. Bella palla corta. Ora, via. Si gioca ancora. Mannaggia. Ancora un muro un attacco vincente dell'Urban Volley, mani fuori. Mani fuori. E doppio vantaggio per la squadra ospite. Occhio ragazzi alla ricezione. C'eravamo sul muro, dovremmo essere più in E vedere. andiamo. Vai amico Fabio. Tutto in flot. Aiuto del... Perché? Invasione? Invasione a rete. Ma che vai? Punto Urban Volley. Ma... Non era per fuori. Infatti anche secondo me. Dicono che sia passata dentro la palla. Ok, occhio alla ricezione ragazzi. Ho visto la cosa. Sì. E andiamo, si gioca, si riparte. Grande attacco! Caramella Tommaso! Caramella. Lungolinea vincente. Punto numero 7. No, dovrebbe essere 8. 8. 7. 7. Andiamo al servizio. Due Ve ne punti. parlo dai 9 metri. Due punti da Kevin, recuperare. Cime, Melun. Vai Kevin, siamo con te. Attenzione, attenzione, attenzione. Grande difesa. No, Vabbè, peccato. Ok. Peccato, aveva recuperato. Punto ancora per la squadra ospite. E 3 punti di vantaggio ancora. Occhio alla ricezione ragazzi. 17. Tocco. Ancora una grande difesa Urban Volley. Luca Coppietta, secondo tocco. Secondo tocco, secondo tentativo. E andiamo. E c'è riuscito. E andiamo, siamo con voi ragazzi. In battuta. Vai Luca dai 9 metri. Ecco che arriva amico Yuri, finalmente è arrivato. Casa Yuri. E andiamo. Vai Luca. Bella. Grande Una difesa bella ancora. Grande difesa ancora Urban Volley, si gioca ancora. Attacco vincente Urban Volley. Mezzo al muro. Bene. Bel ritmo di gioco comunque. Forza, ragazzi. Bel ritmo di gioco. Urban Volley al servizio. Ancora la difesa. Non passa l'attacco. Punto ancora Urban Volley. La palla si ferma sul nastro. Forza ragazzi. Time out. Coach Cichin. Stellini. Che Cichin. Alessandro Stellin, che ringraziamo. Ringraziamo anche Davide Bottaro e il dirigente Claudio Tolin.
Grazie. 4 punti di differenza. Forza ragazzi, dobbiamo recuperare. Ringraziamo anche il tavolo segnapunti. Abbiamo Barbara Martinato, grazie di esistere. E Giuseppe Zaramella. Giuseppe Zaramella che fa le Sempre di parte, sempre di parte. lo devo. Anche Me perché lo dovete. è lei che ci ha acquistato i nuovi microfoni. Certo, grazie. E andiamo, si ritorna in campo. Tecnico per i nuovi microfoni. E andiamo. Urban Volley a servizio, occhio alla ricezione, è il momento, l'aiuto da casa, andiamo. Forza ragazzi. Ricezione di pesce, centro. Muro. E grande attacco Urban Volley, diagonale vincente, trova l'angolo perfetto. Forza ragazzi, non si molla mai. Vai. Urban Volley a servizio. E attacco vincente, mani fuori. Ha usato le mani del muro avversario. Zaramella Tommaso, Bravo, punto Zaramella. numero 9. Forza ragazzi, andiamo al servizio. Tanto pubblico qui al Palantenor questa sera, 4 ottobre 2025, Coppa Veneto. Andiamo. Occhio. Grande attacco ma grande difesa Urban Volley. Peccato, il muro si è aperto anche. Punto vincente Urban Volley. Il coach Stellin. Occhio ragazzi, occhio alla ricezione. Ricordo Urban Volley, Serie C. Tiene Padova, Serie D. Coppa Veneto. Punto ancora. L'arbitro dice che non c'è tocco. Mi è sembrato però. Forza ragazzi, Occhio ragazzi. ci stanno prendendo un po' in largo. Grande difesa Urban Volley. Grande Trova il tocco. buco Matteo al centro. Ruggero. Trova il buco al centro, bravissimo. Tocco chirurgico. E punto numero 10. Andiamo al servizio. Forza. Vai Sebastian. Dai 9 metri. Ferrero Sebastian. Vai Sebastian. No! Ah sì. Punto nostro. sì, Non non- è da questa posizione. Punto chi ne sembrava Padova. che si fosse insaccata la palla, invece E punto ancora. Vai Sebastian. bene, molto bene. 11-15. Forza ragazzi. Attenzione. Grande attacco. Una bella veloce per la squadra ospite. Punto numero 16. A servizio ancora la squadra ospite, Urban Volley, Milano. Ricezione perfetta, Kene Padova. Un grande muro, ancora Urban Volley. Peccato, era una bella alzata veloce, ma il muro avversario ha letto bene. Sì. 17 Urban Volley, 11 Kene Padova. C'è l'Ace Ace. dai 9 metri. Stanno scappando via. Forza ragazzi, non si molla mai. DNA bianco-nero, testa, cuore, grinta, determinazione. Secondo time out, coach Stellin. Siamo 18-11 per la squadra ospite. Forza ragazzi.
Tanto pubblico qui a Arcella, casa Iuri. Si torna in campo, vai Fabio. Forza ragazzi. Urban Volley a servizio. Peccato, c'era il muro. Ancora un muro. Non passa. Non passa il punto che ne Padova. 4 tocchi. Ha segnato E andiamo al servizio, vai Matteo. B52. Saluto amico Robert, amico Morris, amico Daniele, amico Vadi. Andiamo. E c'è il punto dei 9 metri. Matteo Ruggero. E andiamo. Non si molla Il mai. nostro ace. Bravo. Ancora tiene Padova dai 9 metri. Forza ragazzi. Esce la palla di poco dal punto di Urban Volley. In battuta la squadra ospite. Occhio ragazzi, occhio alla ricezione. Grande attacco! Una bellissima, veloce! Quasi sulla linea dei 3 metri. E andiamo ragazzi, non si molla mai. Alla battuta Elia. Vai Elia. Viene Padova dai 9 metri. È arrivata anche la Alice. Coach Alice Biasini. Grande attacco, lungo linea. E andiamo. Salutiamo anche Leonardo. E la piccola Emma. È cresciuta, dai. È cresciuta. E andiamo. Grande attacco ancora, Zaramella Tommaso. Punto numero 15. Forza ragazzi, andiamo al servizio, vai Kevin. Sì, io faccio difficoltà ancora con i nomi comunque. Vai amico Fabio, dobbiamo studiare. È vero. Memorizzare. Vai Kevin. Perdonatemi, è il mio Ti perdono, esordio ti perdoniamo, ti perdoniamo. alla radiocronaca. Esce attacco, non c'è tocco, non c'è inganno, punto che nel Padova e andiamo. Via. Vai Kevin, andiamo al servizio. Siamo là? Sì. 4 punti e vai. Recuperabili. Ancora una copertura. Attacco ancora, tiene Padova, contrattacco Senza muro. Mannaggia. e attacco Abbiamo vincente, fatto il Urban Volley, possibile. diagonale vincente, punto numero 21. Potevamo recuperarla però. Va bene così, Sì. non si molla mai, testa, cuore, grinta e determinazione, DNA bianco-nero, come dice amico Claudio, on fire. Punto ancora che viene Padova e ringraziamo e andiamo al servizio, vai Luca. Sarà un attacco mancino dai 9 metri. Vai Luca. Grande. Peccato, era un'ottima difesa di pesce. Va bene così. E andiamo, non si molla mai.
Urban Volley al servizio. Sezione perfetta ancora Chiene Padova. Grande difesa Urban Volley. Porcata dal muro, ma difesa. Ok. Invasione. Nostra invasione. Punto Urban Volley e siamo a 23-17. Grande attacco! Ruggero Matteo di 52. Cioè, Ha piegato le mani del muro. certo. Grande Matteo e andiamo. Attacco da posto 4. Andiamo ragazzi, non si molla mai. Vai Tommaso, tiene Padova dai 9 metri. Grande difesa ancora Chiene Padova. Occhio al muro. Grande attacco! Lì a Pescaro. Che attacco vincente da posto 4. Punto numero Era 19. difficile, c'era un muro composto a due e ha fatto una diagonale stretta molto bella. Fabio, hai E studiato. anche forte. Grazie Fabio, hai studiato. Ci provo. Andiamo al servizio, vai Tommaso. Oh, bellissimo! Grande punto! Sebastian. Sebastian Ferrero mette le mani. Cosa succede amico Fabio? L'Urban ha chiesto un Timeout sul Hanno- 23. Hanno paura Della della squadra nostra ospite. rincorsa. Della Certo, nostra rincorsa. non si molla mai. Mai. DNA bianco-nero, Testa, cuore, grinta e determinazione. E andiamo. Un attimo di pausa qui dal Palantenore a Cella, Casa Iuri. L'arbitro sta per fischiare e andiamo. Andiamo al servizio, Chiene Padova. Vai Tommaso. Ancora un muro, Chiene Padova. Muro di Pescaro. Grande difesa ancora. Grande muro questa volta. Sì. Va bene così. Erano piazzati. E siamo al Quasi a 3. 7 point. E la squadra ospite. Non si molla mai. Forza ragazzi. Occhio al centro. Grande attacco centrale. E il primo set per la squadra di ospite Urban Volley. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Noi andiamo in pubblicità. Taratatata.
Torniamo in diretta qui dal Palantenore, secondo set. Tiene Padova, padrone di casa, contro l'Urban Volley. Primo set vinto dalla squadra ospite. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Torniamo in diretta qui dal Palantenore, secondo set. Tiene Padova, Forse padrone ce di l'ha casa, troppo. contro l'Urban Volley. Primo set vinto dalla squadra ospite. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Torniamo in diretta qui dal Palantenore, secondo set. Tiene Padova, padrone di casa, contro l'Urban Volley. Meglio qua, meglio qua. Sì, sì. Lasciamo qua. Sì, però dobbiamo fare le prove Sì. di... Siamo pronti. Aspettiamo i feedback amico Fabio. degli spettatori sul sonoro. Sì. Ci scusiamo con gli amici che ci seguono da casa. Abbiamo visto che ci sono 16 telespettatori, Per l'audio. ma vorremmo salutarli, ma non sappiamo. Ringraziamo anche tutti I i loro nonni che nominativi. ci seguono da casa e non solo. Grazie di esistere e ci proteggono. oggi Battuta, prima battuta, Luca Compieta. Ritorniamo in diretta, vai Luca, tiene Padova al servizio. Vai. Buca al muro. B52. Matteo Ruggero. Primo punto, tiene Padova. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Vai Luca, tiene Padova al servizio. Esce di poco. C'è, l'arbitro dice che c'è. Loro dicono che è in fuori. No. Secondo punto, tiene Padova. Quello che l'arbitro dice, legge. Controllo veloce al video check. C'è stato schiacciamento, punto che ne Padova. Così dice la Sara, noi ci fidiamo. Grande attacco, Urban Volley. Primo punto per la squadra ospite. Amico Fabio, ci sei? Ci siamo. Ok, andiamo. Numero 8 della Forza, Urban ragazzi, siamo con battuta. Fuori. Non c'è tocco muro, Non c'è secondo tocco. punto. Viene Urban richiamato, ma non c'è tocco muro. E siamo in parità. Occhio alla ricezione. Grande ancora. No, Urban Volley. più rettivi in centro, più rettivi. Forza ragazzi, siamo con voi. Non c'è tocco a muro. Peccato. Anche se viene reclamato adesso dal capitano. Punto Urban Volley. L'arbitro dice che non c'è tocco. Doppio vantaggio Urban Volley, Milano. È il momento dell'aiuto da casa. Amico Robert Morris, andiamo. Grande attacco! Muro usato. Da posto 2 della Mela Tommaso, punto numero 3. Andiamo al servizio dai 9 metri. Tiene Padova. Tacco vincente Urban Volley. Era stata recuperata da Pesce. Ma la palla ha toccato il nastro.
Sì, sì, è un po' deviato. E andiamo. Urban Volley al servizio. Punto vincente dei 9 Peccato. metri, Urban Volley. Forza ragazzi, dai. Ancora un astro, punto ancora Urban Volley. E Tempo. primo time out chiamato da coach Stellini in questo secondo set. Forza ragazzi. Un po' di silenzio qui al palantenore. Forza ragazzi, siamo con voi. Urban Volley al servizio. Amico Robert, Morris, andiamo. Grande attacco! D52 Matteo. Da posto 2. Viene Padova, andiamo. Forza ragazzi, non si molla mai. Entra in centrale Kelvin. Andiamo al servizio, vai Sebastian. Mannaggia. Palla si rete. ferma sul nastro. Punto Urban Volley. 4 e 8. Forza ragazzi. Urban Volley al servizio. Ancora un punto! Ancora di Matteo. E andiamo ragazzi, non si molla mai. Motori accesi, on fire. Andiamo. Viene Padova dai 9 metri. Vai Matteo. Grande battuta. Pallonetto vincente, Urban Volley. Amico Robert, Morris, andiamo. Tutto al salto. Ah. C'è un cambio per la Chiesa Padova. Entra Righetti. Vai Luca. Esce Tommaso Zaramella. Vai Luca. Attacco vincente, da Chiesa questa Padova. posizione era difficile vederla, ma c'è. Arbitro ha fischiato invasione. L'arbitro chiama il Ha fischiato capitano. invasione a rete. Ah, Fischiato invasione. Tocco di rete. A Netcam ha visto bene. Andiamo al servizio, vai Elia. Tescaro Elia dai 9 metri, Chiesa Padova. ah, peccato. Passa l'attacco centrale. Punto Urban Volley. Eravamo a muro.
siamo riusciti a Va bene, tenerlo. va bene. Esce la battuta, punto Chiene Padova, forza ragazzi. Ben Punto a calcolato punto, dai nostri andiamo. ragazzi che la palla era Punto fuori. punto a punto, andiamo, vai Kevin Cime Melone dai 9 metri. Non vedo amico Filippo, non lo vedo. Ah, è vero. E all'attacco ancora Urban Volley. Il nostro muro un po' in ritardo. Va bene, andiamo. Urban Volley al servizio. Occhio alla ricezione, spingiamoci a corte, andiamo. Bella. Attacco vincente! Sebastian Primo Ferrero. tempo. Punto numero 8. E andiamo al servizio. Vai Luca. Dai 9 metri Chiene Padova. Palla tenore. E andiamo. Ora Grande attacco ancora. Grande bella difesa difesa. ancora. No. Peccato. Punto Urban Volley. C'è un cambio. Entra Rossi Federico in prima linea. Vai Federico. Andiamo, forza ragazzi. Si può fare, punto a punto. E andiamo. 5 punti da recuperare. Si può fare. Si può fare, andiamo, punto a punto. Motori accesi, on fire. C'è stata una cattiva valutazione di questa palla. Punto ancora Urban Volley, forza ragazzi, non si molla mai. Era in fase discendente, quindi Va bene. Ci siamo. 14 Urban Volley, 8 Chiene Padova. Non passa l'attacco. Punto ancora Chiene Padova. Scusate, Urban Volley. Forza ragazzi. Punto a punto. stanno prendendo un po' troppo il largo. Andiamo. Grande attacco, grande Fuori asta. appunto Chiene Padova, andiamo. Partono gli applausi qui dal Palantenore Casa Iuri, andiamo. Righetti Luca dai 9 metri, vai Luca, Chiene Padova. E c'è! Righetti Luca! Dai 9 metri! Punto vincente, andiamo ragazzi, punto a punto. E andiamo. Salutiamo Fanelli. Peccato. Comunque il Punto- muro c'era. Va bene. Punto Urban Bene. Volley. Urban Volley al servizio. 16 per la squadra ospite, 10 per la squadra di casa.
Ancora una difesa. Ah. Ancora Rossi Federico Punto. mette le mani. Punto Chiene Padova e andiamo. Bella difesa ancora. Peccato. E andiamo, punto Urban Volley. Bella intenzione Va di bene fare così. un pallonetto. Grande Bella. punto ancora Chiene Padova. Ah. Tocco vincente, tocco chirurgico a 2 mani. Trova sempre E andiamo, il posto andiamo. al centro. Forza ragazzi, non si molla mai. Vai, forza, 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 forza. Bravi. Ancora la difesa. Si gioca Bella, ancora. fuori. Ordine, ordine. Grande attacco, una bella veloce, punto Urban Volley. Ma applausi. Bel recupero che abbiamo fatto comunque. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione, non si molla mai. Non passa, punto Chiene Padova e andiamo. Forza ragazzi, solo 5 punti, punto a punto, andiamo. I motori sono accesi. Amico Claudio dice che si può fare. On fire. Battuta Elia Tescaro. Vai Elia. Chiene Padova dai 9 metri. Come no? Punto ancora. Urban Volley, doppio cambio. Entra Tofanin Emanuele e Selesin Boris. Forza ragazzi, vai Boris. Vai Emanuele, andiamo. Il capitano chiede Formazione. in seguito a questo doppio cambio Sì. di ristabilire i posti in campo. Nel frattempo salutiamo Elisa che ci segue dagli Stati Uniti. Ciao Elisa. Ciao. Salutiamo anche Alessandro Torin che ci segue sempre dagli Stati Uniti e io saluto Alessandra che ci segue da Porto Alegre. Ciao Alessandro. E là abbiamo Segue degli spettatori internazionali. Sì. Copertura ancora, si gioca ancora. Una bella Bel difesa recupero ancora. del Grande Bellissima comunque attacco. difesa. Va bene così ragazzi. di Toffanin. E andiamo. 3 difese bellissime. 20 per la squadra ospite, 13 Chiene Padova. Andiamo, forza ragazzi. Grande difesa ancora. Grande difesa ancora. Esce
E c'è punto per il Padova! Bravo! All'attacco! Teresin Boris, grande Boris, da posto 2. Punto numero 14, forza ragazzi, punto a punto, e andiamo. E andiamo al servizio, che ne Padova dai 9 metri, vai Kevin. Non passa l'attacco centrale. E comunque Forza ragazzi. Federico c'era. C'era, andiamo. Federico Andiamo. c'era. Vai amico Fabio. Non si molla mai. Mai. 5 punti. Cosa ancora da succede recuperare. amico Fabio? Chiedono anche loro il time out. Un po' di paura. Diciamo, Possiamo dirla? sì, Possiamo? hanno comunque ancora 5 punti, Certo, però certo, però punto a punto non si molla mai. Testa, cuore, grinta e determinazione. punto a punto anche no. 2 punti noi e 1 loro. Certo. Andiamo ancora al servizio. L'arbitro sta per fischiare. Tutti in campo e andiamo. Questa è Coppa Veneto, seconda giornata. E c'è il punto! Dai 9 metri! Punto a punto La andiamo, decisione nel campo del ragazzi. Andiamo, Urban. andiamo, va bene così. Non si molla mai. E hanno vai Kevin. Grande attacco Urban Volley. Bel attacco. Palla molto Punto bene numero 21, spinta. forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Luca ha appena scritto a mia mamma. Rossi Mette le mani. Rossi mette le mani. Termina il Si chiude giro. il doppio cambio. Vai Matteo, vai Luca. Vai Luca. Tiene il palo dai 9 metri. Federico Rossi. Bravo Federico, ruba la palla al palleggio, ma bel punto. E andiamo. Diciamo che Vai, è amico entrato Fabio. e Andiamo, ha andiamo, fatto andiamo. 2 muri. Andiamo. Ehi! La palla si ferma sulla rete. Punto Urban Volley 22 a 18 per la squadra ospite. Sempre là. Sì, è puntato. Grande difesa Urban Volley. Grande attacco! Oh, B52 La posto 4. B52 colpisce ancora. E andiamo. Forza ragazzi. Vai, stiamo recuperando. Punto a punto, amico Fabio. Punto a 3 punto, punti. punto a Vai, punto. ragazzi. Andiamo. In battuta Luca Righetti. Vai Luca.
difesa ancora, si gioca ancora. Via via. Beh, recupero. Vai Matteo. Ah, questa volta non è. Tutte queste ballette però. Bisogna giocarle, bisogna tirarle. È il muro, Urban Volley, ma Peccato. che scambio. Salutiamo la piccola Emma. Ciao, ciao. Con mamma Alice, coach Alice. Ciao. Mamma adesso. Mamma. E siamo al time out, vero amico Fabio? Siamo chiamato da Stellin. Sì, sul punteggio di 23 per la squadra Peccato, ospite. era un bel punto Va questo. bene ragazzi, Poteva va essere bene un bel così, punto. va bene così. Non Andava si molla meglio mai. se facciamo un punto noi. Vabbè. Anche perché era un, Questa è la un palla be- un be- amico Fabio. sì, era un bello scambio. Vabbè. Diciamo che giochiamo contro una Serie squadra C di di Serie livello, C di con alto giocatori livello. di esperienza. Esperti, sì. Ma ci stiamo, Molto difendendo, bravi. ci stiamo Certo, difendendo certo. bene. Forza ragazzi, siamo qui con voi. Dopo bisogna spegnere. Sì, sì, Cosa si sentono? sì. Grande attacco ma grande difesa Urban Volley. Grande difesa Difesa di ancora. Pesce. E c'è l'attacco vincente. No, l'arbitro dice di no. La Era palla lì, esce di poco. era lì sopra, l'avrà vista bene sicuramente. E siamo al set point. Comunque è un bel attacco. L'Urban Diagonale Volley. Andiamo, molto ragazzi, stretta. non si molla mai. Peccato perché era un bel attacco. Rossi! Ancora Federico Rossi. Schiacciata in testa al ragazzo del Moro. Federico Rossi al servizio, Chiene Padova. Andiamo, forza ragazzi. Punto ancora Urban Volley che vince anche il secondo set e noi andiamo in pubblicità.
Eccoci qua rientrati in campo. Vorrei dare una statistica di questa Coppa Veneto Girone 2. Il primo turno è stato, si vedevano contrapposte le squadre di Eagles contro Chioene, vince l'Eagles 3-2, e la Carpenteria Urban contro il CUS Venezia, sempre 3-2. Quindi la classifica dopo il primo girone è di Eagles e Carpenteria Urban 2 punti, CUS Venezia Chione Padova 1 punto e Valsugana Volli 0 punti, ma nella precedente tornata ha osservato il turno di riposo, quindi 0 punti ma 0 partite. Grande amico Fabio. Questa è la seconda giro, Chioene vede contro l'Urban, che è questa partita, e il CUS Venezia, quindi Venezia contro il Valsugana. Grande amico Fabio. Si parte, terzo set. Urban Volley che ha vinto i primi 2 set, ma forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. On fire. Battuta dell'Urban. È il momento, amico Robert, Morris, amico Daniele, hello my friend, amico Vadi, ho bisogno dell'aiuto, i ragazzi hanno bisogno, andiamo. Bella. Bellissima. Bella veloce, vero amico Fabio? Bella intesa fra i ragazzi. Palleggio Primo e punto, centro. viene Padova, forza ragazzi, punto a punto. Grazie Chiara, sempre veloce nel punteggio online, vero amico Fabio? Grazie anche a papà Nicola, supporto tecnico, grazie. Andiamo. Fuori. Esce l'attacco! Fuori, questo era fuori. Sì. Rivediamo all'occhio di Falco. Fuori. Rivediamo, è fuori. È fuori, grazie Sara. Vai Luca. No. Va bene. Andiamo, forza ragazzi. E andiamo. Urban Volley al servizio. Robert, Morris, andiamo. Grande punto ancora, che ne Padova. Muro fuori, bravo Matteo. Ruggero Matteo, da posto 4. Muro fuori, bel punto. B52. Papà Paolo dice che va bene così. Righetti al servizio. Salutiamo Elisa dagli Stati Uniti che ci segue. Attenzione. Va bene. Passa l'attacco centrale. Forza ragazzi, non si molla mai. E andiamo. Vedono Righetti come bellissimo, altro punto, fuori, tocca l'asta. Va bene così. Vai Federico. Andiamo al servizio. Ascolto solo per dire a voi. Grande difesa ancora. Grande difesa ancora. Marco Vincente ancora. Diagonale Vincente. Urban Volley. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta e determinazione. Chiedo l'aiuto da casa. E andiamo. 3-3-3, andiamo. 43, 87, 209, andiamo. Vi aspetto sempre al mercato. Grande attacco! Veloce,
Scusate, un'alzata a una mano. Ha alzato una mano perché il palleggiatore è in seconda linea e quindi non poteva buttare la palla direttamente di là, quindi ha dovuto alzarla con una mano e Matteo è stato veloce e preciso a schiacciare. Amico Fabio, grazie di esistere. Vai Matteo. Peccato. Andiamo, la palla si ferma sul nastro. Andiamo. Occhio alla ricezione. Ricezione di libero. Vai. Si è aggrappato, vai. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Nostra invasione. Leggermente. Leggermente. Tocco diretto in attacco. L'arbitro ha visto bene. Andiamo. Siamo in perfetta parità. Tocco ancora. Tocco di seconda del palleggio. Urban e punto. Nastro aiuta. Urban Volley che si porta in vantaggio. No, è fuori. Esce l'attacco. Punto ancora Urban. Sì, è fuori. Bella comunque, bel lungolinea, Forza ragazzi, testa, cuore, grinta, determinazione. Prendiamo le misure e benissimo. Grande attacco! Pescaro. Da Porto 4, punto numero 6, Chiene Padova. E andiamo. Vai Elia, Chiene Padova dai 9 metri. Attacco vincente Urban Volley. Stavolta è andata schiacciata sopra il muro. Forza ragazzi, testa, cuore, grinta, determinazione. L'aiuto da casa, andiamo. Vai amico Fabio. Vai amico Paolo. Peccato, Non passa l'attacco, peccato. punto ancora Urban Volley. Forza ragazzi. Bellissima intenzione, ma C'è time out chiamato da coach Stellin sul punteggio di 9 Urban Volley, 6 Chiene Padova. Un po' di silenzio qui al Palantenore, terzo set, Coppa Veneto. Forza ragazzi, siamo qui con voi. Ringraziamo ancora quelli che ci seguono da casa, vero amico Fabio? sì, E esatto. salutiamo anche i tifosi da... dove erano? I tuoi parenti? Ah, ma Civitanova Marca. Civitanova, vero? Esatto. Perché mi veniva a cuore. Da Civitanova, che l'anno scorso ci hanno... Ci hanno seguito fino a Sì, certo. Monopoli. Certo. E anche, E ad Alba Adriatica. anche ad Alba Adriatica, che con la partita contro il Napoli hanno portato anche fortuna. Certo. Ritorniamo in diretta. Taccomi. Prima asta e poi muro. Prima asta. Punto Urban Volley. Prima asta. Forza ragazzi. Punto a punto.
Mannaggia, sono scappati via a 10. No, no. Palla esce di poco. Punto ancora Urban Volley, doppio cambio. Vai Boris, vai Emanuele. Doppio Cambia cambio la diagonale. per permettere che l'opposto sia in prima linea. Forza ragazzi, occhio alla ricezione. Tutta flotta. Grande attacco! Righetti Luca. Bell'attacco. Andiamo al servizio. Vai Kevin. Punto a punto, andiamo. Essere un po' più spinta. Grande difesa. Non c'è tocco. Punto Urban Volley. Va bene così ragazzi, andiamo. Punto a punto, andiamo. Alla tocca l'asta, punto Urban Volley. Vai Matteo, cambio. Titolo Matteo. Forza ragazzi, testa, cuore, vinta, Luca determinazione. Righetti. E andiamo. Andiamo dai, forza ragazzi. Grande attacco ma grande difesa Urban Volley. Peccato, Palla il muro passa. c'era. Va bene così ragazzi. Urban Volley a servizio. Grande difesa Urban Volley. Quattro. Errore in fase di costruzione. Punto Urban Volley, forza ragazzi, non si molla mai. Non passa l'attacco centrale, punto Chiene Padova, forza ragazzi, non si molla mai, andiamo. Si chiude il cambio. Poi è stato veloce questo doppio cambio. Ah, veramente. Andiamo al servizio Chiene Padova, dai, 9 metri. Vai Luca. Boris. Ciao Boris. Non passa, passa ma è fuori, non c'è tocco.
Palla corta Ha visto il vincente. buco in mezzo e si è infilato. Prova a volare. Punto numero 16, Urban Volley. Grande attacco! mia. Una bella veloce. Bellissima. Attacco È stata centrale. proprio veloce questa. E andiamo al servizio. Vai Matteo, Vitolo Matteo dai 9 metri. Tiene Padova. Passa l'attacco Urban Volley. Punto numero 17, forza ragazzi. C'è doppio cambio anche per la squadra ospite. Va bene, Decisione. punto Urban Volley. Punto Chiene Padova, la palla esce. Dai. E andiamo al servizio. Vai Federico. Che fosse male. Vabbè, sì, infatti. Punto Urban Volley. Punto numero 19, forza ragazzi. Urban Volley al servizio. Grande In difesa difesa. Urban Volley. Ah, peccato. Si sono tuffati in tanti. Punto Urban Volley ancora. Ma non molliamo. Palla fuori. Forza ragazzi, punto a punto. Vai Matteo. Fuori. Ok, un altro punto. E andiamo. Vai Matteo, dai 9 metri. Tiene Padova.
Padova, punto Questa Chiene Padova. completa. Forza ragazzi. E andiamo ancora al servizio dai 9 metri, Chiene Padova. Grande difficile ancora. Si gioca ancora. Via via via. Composti. Bravi. Dietro. Grande attacco. Diagonale. Urban volley. Ma che difese. Bravi ragazzi, va bene così. Forza ragazzi. Oh. Recupero. Passa. Recuperata. Grande frettolosamente. Vai. Centro. E dai. Grande difesa ancora, si gioca ancora. Non si molla mai. 4. Punto Chiene Padova che non molla, vero amico Fabio? Ottimo questo scambio. Partono gli applausi qui dal Palanteno Casa Iuri. Abbiamo Forza ragazzi, fatto non si 20 molla, minuti mai andiamo. quest'ultimo break. Eravamo 20 e 10 mi sembra. Vai Elia, Tescaro Elia dai 9 metri, Chiene Padova. Al servizio. Bella battuta. Grande attacco, Urban volley. Forza ragazzi, non si molla. Beh dai, comunque abbiamo recuperato qualche punto. Recuperata fortunosamente, non ce l'abbiamo fatta. Aia, peccato. Il muro c'era. Punto ancora Urban Bowling, forza ragazzi, non si molla. Chiedo di nuovo Time tempo. out. Chiamato da coach Stellin. Non si molla ragazzi. L'arbitro sta per fischiare, si ritorna in campo, forza ragazzi. Questo è terzo set, Coppa Veneto. Viene Padova. Amico Fabio, non ti sento. No, sono pensieroso. Andiamo. Non si molla mai. Tocco del muro. La palla si impenna. Va bene così. Vitolo Matteo trova il punto numero 16. Andiamo al servizio. Vai Kevin. Via! Va bene. Siamo al match point. La squadra ospite. Forza ragazzi.
Grande punto! Bravo Matteo, Bravo bravo Matteo! Tocco intelligente, si può dire, Intelligente. amico Fabio. Sì, Andiamo. calibrato. Andiamo al servizio. Tiene Padova dai 9 metri. Forza ragazzi, questa è Coppa Veneto. Il muro c'era, comunque bene. Milano molto Volley bene. che vince anche il terzo set, ma complimenti ai ragazzi, vero amico I nostri Fabio? ragazzi hanno giocato bene comunque. Abbiamo lottato, abbiamo combattuto, Contro una squadra forte, niente da ma dire. complimenti Sì. alla squadra ospite che ha vinto. Abbiamo visto bel gioco. Bella partita. Io ringrazio I tutti nostri- quelli che i ci hanno ragazzi seguito sono da difesi casa. anche bene, diciamo, dai. Ti ringrazio amico Fabio. E amico William. Ci diamo appuntamento alla prossima domani diretta. Domani io non per ci la- sarò, Fabio, tocca a te. No, Sì, sì. no, questa responsabilità. Ringrazio tutti i genitori che ci hanno aiutato. Grazie Domani papà Chiara, sarà grazie una Nicola. prova. Grazie a tutti, veramente buona serata. Domani A è voi. domenica, che Dio vi benedica. Grazie mille. Chiudiamo qui la diretta. Devo salvarlo.